I Colli Euganei, protagonisti in questa puntata di Viaggiando Viaggiando. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, sempre alla scoperta dei luoghi più belli vicini a casa nostra. Siamo in provincia di Padova ed oggi andremo a visitare assieme Abano, Montegrotto e Torreglia. Tutto questo è molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Iniziamo il nostro viaggio, ci troviamo nel cuore di Abano Terme assieme a Flavio Manzolini, presidente di Turismo Padova Terme Euganee. Presidente, innanzitutto per me è un piacere ritornare qui ad Abano, sono passati alcuni anni e tra l'altro questo è il periodo di alta stagione, ma vogliamo parlare un attimo, presentare questa località, dire qual è l'offerta turistica, un'offerta veramente molto interessante a tutti i nostri telespettatori. Diciamo che è un'offerta estremamente importante. Ha le sue radici nella storia, 2500 anni di tradizione benefica, perché qui si è trovato giovamento da quelle che sono le artriti, i reumatismi e altre cose postumi di frattura, quindi la località d'Europa più storica, più rinomata e più attrezzata. Circa 104 stabilimenti termali. Quando parliamo di stabilimento termale indichiamo un hotel con le cure in casa, quindi uno scende direttamente dalla sua stanza e va nei reparti cura, e poi a tutta l'altra parte di amenità che può dare questo tipo di località immersa nello splendore dei Colli Euganei e soprattutto anche contando di quella che è l'enogastronomia di queste parti, quindi il piacere del mangiar bene e del vivere bene, senza dimenticare poi l'altra parte estremamente interessante e culturale e storica, la vicinanza con la seconda università d'Europa per data di nascita, dove ha studiato la migliore nobiltà europea e chiaramente Padova con Giotto, le città murate di Cittadella e di Este, diciamo, quindi non solo una località Abano o Montegrotto o Torreglia o Teolo o Battaglia, ma diciamo un comprensorio che è un vanto di quello che è l'offerta turistica italiana, veneta e sicuramente quella padovana. C'è un mix di ospitalità e di accoglienza che penso che avrete avuto modo di toccare e valutare con mano. Nel nostro futuro c'è un aumento di quello che è la professionalità, di quello che è la capacità e la formazione della professionalità dell'accoglienza e del turismo, perché questa sarà diciamo, l'industria prevalente di questo territorio. A me interessa toccare due aspetti in questo momento. Abbiamo detto molti stabilimenti balneari di varie categorie, perché qui ci sono alberghi un po' di tutte le categorie, un po' per tutte le tasche, se così possiamo proprio sintetizzare. Sì, e diciamo che c'è anche un altro aspetto, che la parte curativa è assistita dal sistema sanitario nazionale, quindi diciamo anche i cittadini di Abano possono beneficiare della fangoterapia, ma diciamo anche tutti gli altri tipi di servizi che vengono fatti, l'inalazione, tutti i sistemi che sono di una società moderna proiettata verso il benessere. E come diceva bene lei, è un'offerta in più che viene data. Sono stabilimenti balneari perché abbiamo un sistema di piscine termali coperte e scoperte, ma in più abbiamo anche tutti quei vantaggi che vengono offerti dalla grande ospitalità alberghiera. Questa zona tra l'altro non solo terme, lei l'aveva già sottolineato poc'anzi, Colli Euganei, luogo meraviglioso e dove si mangia veramente benissimo.
Diciamo, abbiamo nel territorio ristoranti vicini riconosciuti dalla Michelin, parlando di Alaimo, ma parlando anche di altri. Diciamo, c'è un sistema di ristorazione che è di grande levatura in questi anni. Poi c'è anche l'altra parte, quella letteraria, quella scientifica, e non dimentichiamo che Abano Terme porta in Italia un illustre personaggio del 300 che è Pietro d'Abano, matematico, astronomo e medico ante litteram. Quindi un invito a tutti i nostri telespettatori a venire o in soggiorno, in vacanza qualche giorno qui ad Abano, ma anche per una splendida gita fuori porta. Ma soprattutto anche per conoscere quello che è l'ospitalità delle terme. Qui ad Abano c'è un museo che è conosciuto un po' in tutto il mondo, il Museo della Maschera, ma andiamo a scoprirlo assieme. Io ho il piacere di iniziare la visita a questo museo proprio con il fondatore, Donato Sartori. Vi ho detto, questo è un museo molto particolare ed è conosciuto un po' in tutto il mondo. Vogliamo spiegare anzitutto ai nostri telespettatori di cosa si tratta? Si tratta di un ambiente, un bell'ambiente, poi tra l'altro storico, perché si tratta di appunto una villa veneta della metà del Seicento, che è stata dedicata all'opera dei Sartori. Ecco, mio padre, Amleto, nasce nel 15 e muore purtroppo molto giovane, 46 anni, però mi lascia un bagaglio di esperienze, di cultura, di scoperte che lui ha fatto durante la sua breve vita e io l'ho continuato, per cui quasi 80 anni di attività della famiglia che sono radunate appunto in questo museo. Si chiama Museo Internazionale della Maschera appunto perché noi lavoriamo non soltanto la maschera teatrale, ma indaghiamo sull'argomento maschera, cioè scopriamo delle cose, viaggiamo in tutto il mondo, registriamo quello che ancora in giro per il mondo esiste per quanto riguarda i riti, le feste mascherate, eccetera. Ecco, e trasportiamo la maschera anche all'oggi, cioè non soltanto la maschera teatrale, ma anche il mascheramento. Sì, questa è la cosa che mi ha colpito di più e forse la cosa che vi differenzia in modo particolare da quelle che sono le altre esposizioni. Voi non parlate solo di maschere, ma anche di quello che è il mascheramento. Ecco, la maschera prosegue, la maschera serve a svelare una situazione, un luogo, una persona e non a coprirla. Ecco, in base a questo io provengo soprattutto dalle arti visive e sono scultore come lo era mio padre, per cui non voglio abbandonare questa caratteristica, voglio continuare nell'arte, per cui la maschera è trasposta dal teatro alle arti visive è avvenuta, è stata modificata nel 68. Ecco, il 68 è un anno che mi ha profondamente colpito, quindi modificazione, ampliamento e la maschera che diventa l'oggi, diventa un mascheramento totale dell'uomo, che diventa addirittura un mascheramento di un ambiente, di una piazza, di una strada, ecco, ed è questa che noi portiamo in giro per il mondo. Suo padre prima, lei successivamente, avete lavorato con i più grandi attori e artisti del secolo scorso. Sì, e anche di questo. Per cui mio padre non ha avuto il tempo naturalmente, però le sue scoperte per quanto riguarda la maschera dell'arte, la maschera della commedia dell'arte, ha avuto un successo straordinario, soprattutto dall'estero, è un po' quello che sta capitando ancora oggi. Cioè l'estero si accorge molto prima dell'Italia o dell'Italia attuale di cosa ci sia culturalmente parlando al mondo. Per cui noi oggi purtroppo siamo costretti a evadere,
Non voglio parlare di fughe e cervelli, però in effetti il nostro viaggio continuo, perenne, è in giro per il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone. Siamo appena tornati da una straordinaria tournée in Russia, addirittura ci hanno trasportati fino in Siberia, quindi abbiamo visitato delle cose e il successo è stato straordinario. Le più importanti università o scuole di teatro del mondo stanno contattandoci, ci vogliono, facciamo delle lezioni, una cosa incredibile. E qua le cose non sono così entusiastiche. Però speriamo bene, bisogna sempre avere speranza. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, ci vediamo tra pochissimo per continuare a scoprire questo meraviglioso museo. Tra poco vi aspetto. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Voglio ricordare che siamo in provincia di Padova, precisamente ad Abano. Stiamo scoprendo questo museo che è veramente unico e spettacolare e conosciuto in tutto il mondo, il Museo Internazionale della Maschera. Siamo con la direttrice di questo museo, Paola Pizzi. Vogliamo, Paola, un attimo raccontare come è strutturato questo museo? Sì, quando come Centro Maschere, io sono anche fondatrice del Centro Maschere Strutture Gestuali, che è stato fondato nel 79 con Donato Sartori, me e Paolo Trombetta. È un gruppo pluridisciplinare che ha 3 settori di ricerca: l'etnologia, quindi la maschera nel mondo, la maschera teatrale, quindi l'opera dei Sartori, e oltre alla maschera che è la parte che riguarda l'arte visiva. E abbiamo ideato questo museo. Ecco, quando abbiamo pensato a questo museo non l'abbiamo pensato solo come un museo per la conservazione e la memoria dell'opera d'arte, ma l'abbiamo pensato come un museo vivente, un museo dinamico, un luogo di sperimentazione e di ricerca. Quindi diciamo che come museo l'abbiamo sviluppato su 3 piani. Si può conoscere la storia del teatro attraverso le opere Sartori. Allora si parte dal secondo piano, il museo parte dal secondo piano e si va dal teatro greco al Medioevo, dal ruzzante alla commedia dell'arte, poi si scende al primo piano. Continua la commedia dell'arte con maschere, costumi, incisioni, documentazione fotografica e così via, per arrivare al teatro del Novecento con Brecht, Ionesco, Pirandello e altri, e ad arrivare anche alla maschera che credo è la più conosciuta al mondo, che è la maschera neutra della Scuola Internazionale di Jacques Lecoq a Parigi, creata ancora da Amleto Sartori negli anni del dopoguerra, e successivamente sono state fatte altre maschere neutre dallo scultore Donato Sartori. Quindi poi scendiamo al piano terra e qui siamo in questo piano, lo dedichiamo alle mostre temporanee. Questo mese l'abbiamo dedicato alla maschera sudamericana, alle feste sudamericane, ma sono notevoli, che è solo un piccolo sguardo in questo grande mondo che è il Sud America. Quindi partiamo da maschere del Messico alle maschere della Bolivia, del Cile, ma anche le maschere della Colombia, le maschere dell'Amazzonia, del Brasile, fino ad arrivare anche all'Ecuador. Cosa molto bella, specialmente per i bambini che vengono qui, le scolaresche, tutti questi colori, questo piano, è una cosa veramente che penso che affascina molto. Sì, noi stiamo progettando proprio un'attività didattica per le scuole e soprattutto anche per i più piccini, proprio perché attraverso l'opera noi facciamo conoscere intanto l'altro paese diverso dal nostro, l'altra cultura, l'altra tradizione, e soprattutto facciamo conoscere anche la geografia, dov'è questo paese, dov'è il Messico, dove si trova ad esempio il Messico, e attraverso questo anche diamo lo stimolo di creare loro piccoli artisti, no? Delle loro maschere colorate particolari.
questo vuol dire museo vivo. Paola, la cosa molto bella, ci siamo conosciuti circa 8 anni fa, era una dei primissimi anni anche di questo programma e c'era un grande sogno, una grande ambizione, creare il Museo della Maschera. A distanza di tanti anni sono tornato qui e con piacere vedo questa bellissima struttura, quindi una scommessa diciamo vinta che però adesso deve continuare. Sì, deve continuare e non abbiamo ancora finito, questa è una prima parte del museo. Spero di vedere nella mia vita anche la continuità creando una scuola, perché l'idea era di creare una scuola abbinata al museo per renderlo vivo, e l'idea era di creare proprio la scuola dedicata all'arte della maschera, sviluppandola in più uscibili, perché la maschera attraversa tutto, dalle scienze all'antropologia, dal teatro all'arte visiva, ma anche la musica e il cinema, e quindi dove ci sono i campi dovrebbe sorgere una scuola dedicata proprio all'arte della maschera. In bocca al lupo per questa nuova grande scommessa, ma sono convinto che la prossima volta che ritorno troverò tutto realizzato, perché la cosa bella di Paola e di tutte le persone che lavorano qui è che credono veramente in quello che fanno, in quello che vogliono proporre e anche con grande difficoltà però portano le loro idee, le loro convinzioni e i loro gioielli, perché qui veramente di gioielli si tratta, a conoscenza di tutte le persone che vengono qui, ma come abbiamo detto più volte anche nella prima parte un po' in tutto il mondo, perché loro sono veramente conosciuti a livello nazionale ma soprattutto a livello internazionale. www.sartorimaskmuseum.it, lo vedete anche in sovraimpressione, il sito internet per sapere ancora di più, per avere informazioni di servizio su aperture, su percorsi didattici e qualsiasi altra cosa. Grazie ancora, in bocca al lupo per le prossime scommesse. Noi continuiamo la visita di questo bellissimo territorio. Siamo spostati a Montegrotto, sono qui con il vice sindaco nonché assessore alla cultura Luca Squarcin per parlare di una cosa molto importante, di quella che è stata un po' la novità di questo 2011. Aver portato alla città, ma un po' a tutte le persone della provincia e della regione, una struttura archeologica molto molto bella e molto interessante. Beh, direi che è per me una grossa emozione essere qui dentro, perché fin da bambino io passavo da queste parti, era un'area inaccessibile. Adesso tutti possono venire grazie anche alla stipulazione di una convenzione con lo Studio di Archeologia di Padova e anche con l'Anteas, che ci permettono di realizzare non solo delle visite guidate ma anche un accesso gratuito a questo sito di romanità molto importante. Abbiamo il piacere di avere la dottoressa Cinzia Tagliaferro, mi sono scritto la definizione perché è lunghissima e ci tengo che sia corretta, collaboratrice della Sovrintendenza dei Beni Archeologici del Veneto. Sono stato corretto, dottoressa. Abbiamo detto un anno molto importante questo 2011. Un anno molto importante per Montegrotto e per l'archeologia patavina. Questo è un sito molto importante, è sempre stato interessato da indagini archeologiche da parte della Sovrintendenza e da parte dell'Università di Padova. Rientra per la prima volta in un progetto unitario che intende mettere a sistema 3 aree archeologiche molto importanti. Questa è l'unica visitabile per il momento, grazie appunto alla stipulazione di questa convenzione e la collaborazione che c'è stata con il Comune di Montegrotto, ma soprattutto con la Soprintendenza archeologica che io modestamente qui rappresento e che si è presa appunto cura di quest'area già da tanti anni. Entriamo nello specifico, cosa trovano le persone che vengono a vedere questo sito archeologico? Innanzitutto credo che sia un'opportunità culturale molto, molto importante per tutti i cittadini, per i visitatori, per i frequentatori delle terme, per gli ospiti delle terme, in quanto è un sito che restituisce i resti di una struttura termale, di un complesso termale a carattere monumentale molto importante, databile alla seconda metà del I secolo a.C. Un complesso termale, da cosa è caratterizzato? È caratterizzato da una serie di vasche termali
la cui tipologia è riferibile sicuramente a vasche per immersione. Sono 3, strettamente connesse, ma sicuramente facevano parte di altre vasche che dovevano ubicarsi verso l'Hotel Monte Carlo e l'Hotel Sollievo. C'è un splendido edificio biabsidato che è in fase di recupero e di valorizzazione. Alle mie spalle un complesso sistema idraulico che serve praticamente per l'adduzione e il deflusso delle acque, quindi connesso alle vasche e con una canalizzazione di circa oltre 200 metri che taglia tutta l'area. Infine, ed è l'edificio sicuramente più caratteristico, abbiamo il teatro che è stato restaurato di recente, in particolare il piano sottostante del palcoscenico Liposcenio è stato restituito alla comunità proprio con materiali originali, una serie di laterizi distribuiti in modo filologicamente corretto con un ottimo restauro che è appena terminato. Diamo delle informazioni di servizio ai nostri telespettatori. L'abbiamo detto, questo sito è visitabile dalla primavera scorsa. C'è un orario d'apertura, come si deve fare? Praticamente ci sono varie possibilità. Il martedì e il giovedì ci sono i volontari dell'Anteas che tengono aperto dalle 3:30 alle naturalmente con orario estivo fino alle 18:30, quindi 15:30, 18:30, con possibilità di visita non a pagamento, mentre su prenotazioni il sabato e la domenica sempre con lo stesso orario, quindi dalle 15:30 alle 18:30 c'è la possibilità di essere guidati da esperti archeologi. Assessore, perché un nostro telespettatore deve scegliere Montegrotto per una gita fuori porta oppure per trascorrere proprio un periodo di soggiorno? Beh, lo abbiamo visto da quest'area, è da qui che un po' partono le nostre radici, le nostre origini, da qui sono nati poi i nostri 27 stabilimenti termoalberghieri, abbiamo una storia alle spalle, una tradizione, abbiamo 270 negozi, abbiamo circa 70 esercizi di somministrazione, quindi la nostra offerta dal punto di vista economico è quanto ampia e variegata. Montegrotto quindi con questo sito si candida a dare un'offerta molto importante sotto il profilo culturale. L'abbiamo visto anche quest'estate, proprio con la dottoressa Tagliaferro abbiamo organizzato delle serate estive all'insegna della romanità con la visita agli scavi romani associata alla degustazione di cibo romano. Abbiamo avuto circa una 60 di persone che si sono recate qui a Montegrotto Terme, abbiamo ripetuto le serate con delle letture romaniche, abbiamo associato anche le aperture serali con dei negozi, con la visita agli scavi romani, con circa 200 persone che sono venute. Quindi Montegrotto Terme è qui a disposizione e ci candidiamo ad essere anche un polo culturale, perché nei prossimi anni Montegrotto sarà designata ad essere il punto importante del parco termale del Terme Euganee. Io l'ho già detto più volte, il Colli Euganei non sono solo terme, è proprio un bellissimo territorio. Naturalmente le terme giocano un ruolo da protagonista, ma è un luogo veramente meraviglioso per scoprire molti aspetti dal punto di vista ambientale, dal punto di vista storico, dal punto di vista archeologico e non solo. Noi stiamo cercando in queste puntate di vedere solamente alcune delle peculiarità, ma sono veramente infinite. Grazie ancora per l'ospitalità. Se posso aggiungere un'ultima cosa che mi sembra importante. Il 14 novembre, quindi a giorni, sarà possibile visitare il sito web www.acquepatavine.it, che è il sito informativo innovativo del progetto, perché dobbiamo ricordare che questo è parte di un progetto che si chiama appunto Acque Patavine, un progetto importante che mette a sistema queste 3 aree. Vogliamo presentare l'archeologia del territorio nel miglior modo, dare un'opportunità in più ai visitatori e quindi vi ringraziamo, visitate il sito e sarete informati in tempi reali di tutti i servizi che il Comune offre. Grazie mille, grazie ancora, grazie a tutti quanti voi. In chiusura voglio ringraziare Turismo Padova Terme Euganee per l'ospitalità e per la collaborazione per quanto riguarda l'organizzazione di queste puntate. In chiusura voglio ricordarvi che anche questa puntata la potrete rivedere fra pochi giorni sul nostro canale su YouTube, quindi Telechiara Produzione, oppure digitando su qualsiasi motore di ricerca il nome e cognome del sottoscritto, quindi Piero Brazzale. E novità assoluta proprio degli ultimissimi giorni, abbiamo creato una pagina su Facebook, quindi digitando Viaggiando
mondo, cercateci e lì troverete, oltre naturalmente alla possibilità di rivedere le puntate in onda, ma anche alcune delle puntate che abbiamo in archivio, anche delle gallerie fotografiche con quelle che sono le lavorazioni appunto delle puntate in corso e tante altre novità che vi sveleremo nelle prossime settimane. Grazie ancora a tutti, l'appuntamento è fra 7 giorni, sempre dalla provincia di Padova, e come di consueto viaggiate assieme a noi.